Si è saputo oggi che i giorni 20 e 21 di ottobre ci sarà invece una riunione di tutti i procuratori generali d'Italia in Cassazione e uno dei punti di questa riunione è proprio la comunicazione istituzionale, anche lì per cercare di renderla più omogenea possibile sul territorio nazionale. Così oggi il procuratore generale di Venezia, nell'incontro confronto con la delegazione dei giornalisti scesi in piazza in Campo Manin a Venezia, con in testa la segretaria regionale del Sindacato Giornalisti Veneto Monica Andolfatto, il presidente della Federazione Nazionale Giuseppe Giulietti e il presidente regionale dell'Ordine Giuliano Gargano, per protestare contro il bavaglio del decreto Cartabia sulla presunzione di innocenza da parte delle procure, ovvero sulle distorsioni interpretative della sua applicazione. Ci sono dei procuratori che hanno le idee molto chiare, altri sono più prudenti anche perché esistono un mucchio di fattispecie disciplinari che sono connesse alla violazione di questi doveri, per cui c'è una grande prudenza. In parole semplici significa totale mancanza di collaborazione con la stampa in materia di notizie di cronaca, ad oggi blindate dentro i palazzi di giustizia. Il risultato: in materia di libertà di stampa in questo 2022 l'Italia è scesa al 58° posto su 180 paesi valutati nella classifica mondiale di Reporters Sans Frontières. Vuol dire che fare i giornalisti diventa sempre più difficile. Lo sa bene Cristina, la cronista veneta di Giudiziaria, indagata per favoreggiamento per aver scritto del figlio di Riina a Padova. Ora io sarò processata per concorso in rivelazione del segreto istruttorio. Il processo inizierà l'11 ottobre a Padova e lo affronterò a testa alta, andando fino in fondo perché giustizia sia fatta. Le querele bavaglio che voi stessi più volte avete segnalato, chiedendo la cosiddette querele bavaglio, le querele che io uso per intimidire e non per restaurare la mia immagine, crescono a dismisura, voi le archiviate. Importantissima la promessa di oggi del procuratore generale in materia di trasparenza e tempestività dell'informazione della notizia con i cronisti, che si traduce nel diritto per i cittadini di essere informati correttamente nei fatti verificati appunto dalla stampa. Nel 2010, quando avevamo lo stesso identico problema, proprio da Venezia partì la prima manifestazione a livello nazionale. Quindi il Veneto è sempre il più reattivo a queste cose, anche perché siamo stati perquisiti in tanti.